Buongiorno a tutti, ringrazio il Sindaco che mi dà l'occasione anche questa volta di fare il punto della situazione sulla emergenza che ha colpito, diciamo così, l'Italia in questo periodo e sulle misure di contenimento al coronavirus nelle tre strutture di Corbola, Ariano e Taglio di Po. L'occasione è quella di dare una notizia ai familiari, cioè dire che tutti i dipendenti e soprattutto tutti i nostri ospiti hanno ottenuto un esito di tampone negativo. Quindi oggi possiamo dire che anche per questo periodo abbiamo fatto questa verifica e ne siamo molto contenti. Ovviamente questo è un risultato che ci fa fare anche alcune riflessioni e questo, ecco, ringrazio il Sindaco di darmi questa occasione perché volevo condividere soprattutto con i cittadini ma anche soprattutto con i familiari di quello che sta avvenendo al nostro interno. E le misure di contenimento stanno funzionando, anche in questo caso le misure adottate, i protocolli ulteriori rispetto alla prima fase e quindi i dispositivi di protezione individuali che sono indossati dai nostri operatori, anche in questo caso ci danno la dimostrazione che il contenimento è possibile e che quindi anche a fronte di alcuni pericoli la situazione della sicurezza interna anche in questa fase ha tenuto. Direi che la situazione sta evolvendo anche a un livello di organizzazione un po' più evoluto, anche con l'azienda ULSS 5 Polesana si stanno delineando alcune ipotesi di protocollo che stanno portando, come già più volte annunciato anche il direttore, ad una situazione di misurazione delle negatività o comunque dei tamponi fatti presso ogni struttura circa ogni 20 giorni. Questo è un importante traguardo perché fa evolvere la situazione del nostro territorio ad una consapevolezza maggiore rispetto ai pericoli, ai sospetti di casi Covid o a situazioni conclamate che quindi per tempo vanno a stoppare quelle che possono essere ipotesi anche di portatori sani o fenomeni che diciamo nella prima fase sono stati tenuti in scarsa considerazione. Abbiamo quindi ulteriori certezze anche in questa situazione. Un'ulteriore riflessione che voglio condividere con i familiari è che come consorzio, come unità di valutazione rispetto ai rischi Covid, stiamo valutando quelle che sono poi le opportunità da mettere in campo nella cosiddetta fase 2 e quindi a delineare alcuni protocolli, alcuni comportamenti, alcune modalità in sicurezza per poter far sì che i familiari possano far visita ai nostri anziani e soprattutto dare possibilità agli anziani di vedere i propri parenti in questo ulteriore periodo. Probabilmente non sarà dal 4, stiamo studiando alcune situazioni e stiamo anche adottando alcuni dispositivi anche tecnologicamente avanzati come alcuni riconoscimenti facciali cosiddetti, quindi la possibilità di monitorare la temperatura e anche avere i dispositivi di protezione individuali importanza, per poi riuscire a capire e affrontare dei percorsi interni per poter mettere a confronto e quindi in relazione i nostri familiari, i nostri ospiti in estrema sicurezza. Di questo magari eventualmente faremo un aggiornamento più avanti. Ringrazio Sindaco. Ringraziamo il direttore e voglio ringraziare anche tutte le persone che ieri si sono recati ai cimiteri, perché quando abbiamo fatto il sopralluogo con la polizia locale e anche con l'assessore Marangoni, tutte le persone rispettavano le distanze previste, il distanziamento sociale, avevano a disposizione i loro guanti, gel igienizzante e la mascherina. Quindi vi ringrazio perché è un lavoro che stiamo facendo tutti quanti insieme e quindi insomma sta dando i suoi risultati, i suoi frutti. Non a caso appunto il Covid-0 della casa di riposo Madonna del Vaiolo ci dà anche l'indicazione di questo. Quindi ringrazio tutti quanti voi per l'attenzione, ringrazio il direttore per essere qua con noi oggi e ci vediamo domani per il nostro consueto aggiornamento. Grazie a tutti e buona giornata.